I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la Calciolecco Day by Day. Oggi è giovedì 11 dicembre 2025, siamo già all'antivigilia di Lumezzane Lecco, siamo lì, cioè abbiamo girato la pagina l'altro giorno, era lunedì l'Immacolata, tac, 1-0, Alcione, bello, tutti contenti. Martedì sera il blu e il celeste, giusto il tempo di fare destra-sinistra con la testa e siamo già all'antivigilia di un nuovo match, tant'è vero che oggi alle ore 11, orario straordinario rispetto a quello cui siete anche, credo, un po' voi abituati, parlerà Mister Valente che chiaramente avremo modo di sottoporre alle domande di rito del prepartita in vista di questo appuntamento del quale abbiamo avuto modo anche di parlare nel corso di questi giorni. Proprio ieri ho fatto un percorso abbastanza approfondito all'interno dei precedenti sul fatto che rendono questa trasferta la peggiore dal punto di vista statistico delle nostre stagioni, ma qualsiasi stagione nella quale c'è Lumezzane, per noi quelle sono due partite, perché non è che in casa, ragazzi, sia straordinario, poi è il percorso storico e questa è proprio la nostra bestia nera storica. Pro Patria è stata quella recente e ha occupato anche un periodo di assenza del Lumezzane dalla nostra vita, stavamo anche meglio perché ci incazzavamo meno, ma in realtà ecco la Pro Patria ci ha fatto dannare pure peggio, battendoci per 10 anni di fila. A oggi invece ecco il Lumezzane è tornato serenamente a riprendersi il suo posto. Con la Pro Patria abbiamo bilanciato le cose, con Lumezzane vedremo. Per bilanciare le cose dovremmo avere 30 anni e passa di praticamente solo vittorie in casa, eppure in trasferta dovremmo riuscire ad andare al Tullio Saleri a fare dei grossi risultati, magari già partendo da dopodomani, da sabato pomeriggio, perché ricordo che giocheremo alle ore 14:30 lì in quello che sarà un posto comunque freddo come al solito, in controluce, e veramente non è uno di quei posti che ti fa venire la grandissima voglia di andare a vedere la gara. I tifosi blucesti avevano così, Lumezzane, punto, non è che ci sia tanto da girarci intorno, soprattutto quelli di lungo corso che ci sono stati magari 7, 8, 9, 10 e più volte ancora. Grande cuore, bravo. In vista di questo prepartita, ieri abbiamo dato anche questa notizia di Tanco e Mallamo che sono entrati nella lista dei diffidati. Vuol dire che al prossimo cartellino giallo entrambi dovranno stare fermi per una partita e di conseguenza bisognerebbe rimischiare un pochino le carte nei reparti. Questa è una situazione che mi permette anche di fare un piccolo commento sui reparti appunto presi in questione. In difesa ormai io credo che per Manuel Ferrini non manchi molto a livello di nuovo ingresso nella lista dei convocati. Poi è oggettivo il fatto che Lorenzo Romani stia facendo non benissimo in quel ruolo lì, ma d'altro canto è anche importante avere la possibilità di non sovrautilizzare un giocatore che comunque è del 2005, alla sua prima stagione, può avere anche il suo periodo di appannamento e magari dover essere tolto da una pressione di campo, della necessità di far sempre bene. È vero che il reparto è forte, secondo me molto molto forte, diciamo dall'inizio della stagione, quello difensivo blu-celeste, tant'è vero che l'emergenza che abbiamo avuto, perché di tale cosa si parla, ricordiamoci che Mister Valente ha dovuto schierare anche una linea inedita con Michali, Tanco e Critta, quindi voglio dire non è che ha avuto sempre la disponibilità di tutti. In altri casi ha preso Marrone e l'ha messo a fare il braccetto destro, un ruolo che a Lecco quantomeno non aveva mai fatto, credo che proprio in generale non avesse mai fatto nemmeno negli anni di Monza, di Crotone, dove ha reso
maggiormente all'interno del reparto difensivo, togliendo tutta la parte di carriera chiaramente con la Juventus da centrocampista, dove si è messo anche in buona luce, e quindi le file dovrebbero ingrossarsi, allungarsi proprio con rientro di Ferrini in difesa. Centrocampo, per quanto riguarda Frigerio, dovrebbe essere quello con qualche possibilità in più di rientrare nella lista dei convocati in vista del match di sabato. Questo lo capiremo maggiormente oggi, però proprio Mister Valente prima della gara con l'Alcione aveva detto da settimana prossima potrebbe iniziare a fare qualcosa di più. Insomma, le tempistiche erano quelle lì, 21 giorni circa, come era stato per Voltan, per Battistini, per altri suoi compagni di squadra che hanno sofferto per dei problemi muscolari non gravi, questo no, ma assolutamente fastidiosi da gestire, da non aggravare, e per non aggravarli c'è solo una soluzione: fermarsi subito. E ricordiamo che Marco Frigerio si è fermato nel pre-partita di Lecco Cittadella. Al suo posto era stato schierato titolare, tra l'altro con ottime risposte, Davide Voltan, che io spero, lo dico con tutta sincerità, possa avere un'altra opportunità dal primo minuto, così come l'aveva avuta col Cittadella, aveva fatto benissimo, così come l'aveva avuta a Vicenza, non aveva fatto granché bene, ma a mio modo di vedere non era stato tra i peggiori del primo tempo, così come ha avuto il suo bel spezzone di gara con l'Alcione, e al netto del fatto che ha fatto proprio fatica a stare in piedi, 2 o 3 giocate di qualità comunque le ha mostrate, soprattutto un'apertura quasi alla cieca a tagliare il campo veramente irrivedibile in questa categoria, perché non è una categoria di gente che così boom, anche mezzo sbilanciata, apre il campo perfettamente con una palla molto rischiosa, ma lui l'ha fatto con sicurezza. Poi in altre situazioni ha peccato un po' di egoismo a mio modo di vedere, scaricando la palla tardi, non scaricandola proprio. Però sulle qualità tecniche del giocatore io credo ci sia nulla da dire, quindi penso e spero possa avere una sua opportunità anche in abbinata con Fiorre, perché no, alle spalle di Leon Sipos, che tra l'altro ho visto sui social è stato anche a Milano alla Scala, quindi insomma bel appuntamento personale. Zanellato o il Pergol 2026? Mi sbilancio proprio perché questo problema al solio non è grave, però anche qui siamo nel campo delle cose che vanno gestite, perché andare magari a lavorare male col muscolo vuol dire perderlo per tanto tempo, saltare il richiamo di preparazione, vogliamo chiamarlo così, quello che ci sarà tra la fine del 25 e l'inizio del 26. Sarà poi una settimana di lavoro, perché tra le feste, mica le feste, tutto passerà molto in fretta il tempo dal 21 di dicembre al 3 di gennaio, quando saremo già in campo Ospitaletto, quindi sarà un richiamo relativo, sì, sarà presumo un piccolo picco di carico di lavoro, però richiamo di preparazione ormai è una terminologia molto anacronistica, vedendo che anche a livello di Serie C i calendari sono molto compressi, perché poi bisogna fare alla svelta nel girone di ritorno, aprile, finire tutto in 4 mesi, perché poi si va ai playoff dall'inizio di maggio fino alla metà di giugno, e lì si fa la quarta delle promosse in Serie B. Firmo per arrivare a metà giugno un'altra volta, se mi dicono vai in Serie B un'altra volta, firmo, va bene, mi vedrebbero a casa con la fotografia, però firmo, un investimento che faccio e come, altro che. Questo un po' per avvicinarci a Lecco Alcione a livello di infortunati. Ieri avete sicuramente visto l'intervista che il presidente Agnello Liberti ha lasciato ai colleghi della provincia di Lecco, un po' per smentire quella foto lì con un'attribuzione totalmente erronea delle personalità coinvolte, cioè di giusto lì c'era solo il presidente Liberti, gli altri erano tutti dell'Alcione, dal suo omologo fino ai nuovi soci a Banca del Fucino. Però è quello che emerge da questa intervista è che sembra un pochino smorzare i toni, parlare di possibilità di cedere le quote di minoranza degli imprenditori locali e via dicendo. Ci sta anche
che faccia così. Siamo stati noi i primi a raccontare di un'offerta per tutto il pacchetto, che avrebbe portato a rilevare tutto il pacchetto entro giugno 2026 da parte di un gruppo americano, che però avrebbe cambiato tutto a livello dirigenziale. Per dirigenziale intendo anche la guida tecnica, e quindi è stata declinata questa proposta. Sapete, la prospettiva è quella di voler provare a tornare in Serie B, andando con un lavoro di continuità, ed è una continuità che oggi sta pagando. Indubbio, Lecco è secondo, solitario, a 9 punti dal primo posto, che a oggi vuol dire tantissimo, ma non vuol dire tutto, perché non è un divario incolmabile. Iniziamo a vedere come finisce il 2025, perché potenzialmente noi potremmo anche ritrovarci al giro di boa a -3. Cioè, numericamente, matematicamente parlando, il Vicenza può pure perdere 2 partite e non vincerne 2, essere lì con i 3 punti si fa in fretta a perdere o guadagnare terreno, dipende dalla prospettiva. Con calma, che il tempo ce n'è ancora tanto per tutti. Union Brescia compreso, che ha fatto un gran casino in questi giorni e troppe teste. Sì, va bene, adesso arriva Corini, tutto quello che vogliamo, non puoi permetterti in una realtà che è così ambiziosa, così ricca, di aspettare 2 giorni per fare un esonero scritto da 10 e di metterci 3 giorni a fare il nuovo allenatore. Sei l'Union Brescia, vuoi il grande nome e l'extra budget deve esserci, cioè, appunto, non è una cosa discutibile, non è più la Feralpissarò. Io lo dico da quest'estate, un conto è il mondo Feralpissarò, dove Giuseppe Pasini poteva fare il gran cavolo che gli pareva con tranquillità e serenità, non ha mai fatto cose rivoluzionarie, ha sempre lavorato sulla linea della continuità e ha fatto bene, molto bene. E a Brescia non c'è questo tipo, non c'è per nessuno. Sembra che l'ala ex Feralpissarò sia quella che oggi soffre di più. Balestrero capitano contestato, Di Molfetta che ha sbagliato il rigore. Signori, è un'altra vita. Da fuori personalmente lo sapevamo, quando poi il campo dice che in estate non hai lavorato così bene, ce ne si accorge un po' a tutte le latitudini. Tra l'altro questo mi dà la possibilità di parlare anche di Coppa Italia, perché poi non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto il presidente Aliberti ieri e i colleghi. Ovviamente un virgolettato al presidente, io credo che si possa solo leggere, analizzare, commentare un po'. Ripeto, sembra smorzi un pochino i toni e non vuol dire che a oggi non ci sia più niente, anzi dice le cose diverse, però è chiara anche la sua prospettiva di non arrivare alla cessione delle quote di maggioranza o addirittura in via totale prima del 2027. Se ci sono queste prospettive, i discorsi si portano avanti. Se queste prospettive vengono a mancare, ci si stringe la mano, si fanno altri tipi di ragionamenti, però non ha detto no basta, non se ne fa più niente. Non ha fatto tempistiche, mi sembra abbia idealmente dilatato le tempistiche, almeno per noi che osserviamo, leggiamo. Sembra che non avendone fatte si possa andare un po' più lunghi, e a un certo punto di vista va anche bene così. Tanto 2 settimane siamo qua a parlare di Parker, di Gianni, ci salterà dentro a Ghia, ma anche un giocatore che interessa e bla bla bla. Quindi siamo assolutamente pronti anche per il calciomercato e anche un po' per i nomi veri e quelli buttati là. Dicevo, Coppa Italia, 4 partite ieri, Potenza Crotone 3-1, si entra nella fase calda. Provercelli Latina 0-1, quindi Volpe, dopo aver pareggiato in rimonta a Casarano se non sbaglio, al debutto vince a Vercelli di misura e quindi partita bene la sua nuova avventura. Comunque la Coppa Italia è un trofeo, portarsi a casa un trofeo poi rimane per l'eternità. Ravenna Renate va a vincere calci di rigore sul campo sul campo del Benelli, una delle fuoriserie del girone B. Vantaggio di Bonetti al 41esimo, pareggio di Nicola Viola all'85esimo, si va ai rigori, sbaglia Esposito per il Ravenna il 7° rigore, segna De Leo. Renate perfetto, fa 7 su 7, neanche 6 su 6, 7 su 7 e se ne va al turno successivo. Poi la Ternana ne dà 4 all'Union Brescia, che era in guida temporanea con Nicola Ferrari, e fa strada in questa società che comunque ha un momento veramente difficilissimo a livello anche comunicativo. Si vedranno gli abbinamenti, ci sarà il sorteggio, però appunto si va verso le semifinali con Latina, Renate, Potenza e Ternana, che daranno vita alla Final Four nel corso del
2026. C'è un'altra questione da portare alla vostra attenzione, era già emersa in realtà, non ne avevamo parlato, volevamo qualche dato in più, ed è ancora una questione che riguarda la Triestina. Ieri è uscita una nota sull'AGI che amplia appunto questo argomento che era di dominio pubblico da una decina di giorni. Parla di un bonifico di quasi 1 milione di euro partito da una società di produzione servizi sita a Roma, che avrebbe dato questi soldi alla Triestina Calcio. Dov'è il problema? Questi fondi erano stati dati, questa società, tramite la garanzia pubblica da Banca Progetto per la produzione di film, e invece di andare a finire nei film è andata a finire a finanziare un cinema, che è quello appunto della Triestina che conosciamo. È una vicenda che risale al 23 dicembre del 2022, se non vado errato era il giorno di Virtus Verona Lecco, di Lecco Virtus Verona 0-0, cascava lì in quei giorni, maglia speciale tra l'altro con le righe orizzontali, la ricorderete. Però ecco, la società è stata perquisita dalla Guardia di Finanza e ci sarà ovviamente da capire poi questi fondi che 3 anni fa sono stati diretti, dove proprio poche settimane prima, il 3 novembre, era stato rilevato l'ultimo 20% da Mauro Milanese, quindi a proprietà australiana, poi con proprietario presidente che venne a mancare improvvisamente. Ecco, rilevata questa ultima quota da Simone Giacomini, esperienza disastrosa da retrocessione evitata al 97esimo, quindi non è la proprietà poi di Rozeweg che ha fatto più danni della grandine, ma anche quella Giacomini insomma è andata ma veramente sulla stessa falsariga, casini epocali. Poi bisogna vedere tutto questo accertamento che è in corso dove potrebbe portare, perché comunque Triestina era e Triestina è, poi chiaramente le proprietà cambiano, però la società sarebbe stata usata come veicolo per il transito di fondi che a oggi chiaramente sono pesantemente messi in discussione per un utilizzo totalmente diverso rispetto a quello per cui erano stati erogati in questa impresa, chiamiamola impresa di Roma. Non è l'unica società tra l'altro, perché nell'ecosistema di Paolo queste false sponsorizzazioni o finanziamenti simulati avrebbero coinvolto l'Ostia Mare, che sappiamo essere di proprietà di Daniele De Rossi ormai da un po', e l'Ancona, con una smentita arrivata così abbastanza recentemente. È una situazione intricata della quale ovviamente si capirà nel tempo anche i profili di rischio per le società. Chiaro è che la Triestina questa settimana ha preso il colpo del -3 non cancellato, ha perso, quindi sportivamente la situazione si è ulteriormente aggravata, perché se non migliora si aggrava, cioè non ci sono santi, o vinci o peggiori, è una condanna quella classifica lì, soprattutto se poi i ricorsi ti vanno male. E adesso ci sono anche queste nuove informazioni che aggiungeranno problemi su problemi, una bomba scoppiata 3 anni dopo che sicuramente non aiuterà a mitigare quello che posso pensare sia uno stato d'ansia perenne all'interno del mondo del tifo triestino, cui va veramente comunque un grande abbraccio, perché tifoseria massacrata da veramente tempo immemore. Ricordo bene la retrocessione dalla BLC 1 che si materializzò qualche anno fa, e da lì in poi dalla stagione di Serie B che poi finì in questa maniera sportiva in poi è stato un buco nero incredibile, con un ritorno rapido tra i professionisti, retrocessioni sfiorate all'ultimo secondo, punti di penalizzazione a profusione nelle stagioni, proprietà che arrivano, buttano soldi, scappano, dirigenti improponibili, centinaia di giocatori transitati da ogni dove, letteralmente a ogni dove, e però poi chi c'è lì non riesce veramente a poter godere di quello che è un bene di una città veramente particolare, veramente bella, che meriterebbe di stare in Serie A in realtà per il potenziale che ha, ma non ha pace, e quindi questo non può che farmi provare anche simpatia per il mondo triestino, quantomeno se la gode col basket, che sta in Serie A e quindi almeno sportivamente qualcosa di buono ce l'ha, non solo il basket. Però chiaro è che poi parliamo di un altro sport con grande rilievo dal punto di vista nazionale. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.